volentieri questa Santa Messa qui nella chiesetta di San Gaetano, in questa ricorrenza del 4 novembre, festa della pace, che è stata conclusa alla fine della Prima Guerra Mondiale. Ed è questo che noi dobbiamo sottolineare, perché normalmente anche nei libri di storia celebriamo quelli che hanno dichiarato le guerre, celebriamo quelli che le hanno combattute. Difficilmente ricordiamo i nomi dei tessitori di pace, che riescono a non trovare soltanto i motivi di divisione e di lacerazione per dichiarare le guerre, ma che cercano di ricucire gli strappi e di riconciliare i popoli tra di loro. E quindi è giusto che noi ricordiamo questa pace dopo 3 anni di devastazione, di violenze, di morti, che sì, hanno definito, se volete, dei confini, ma confini non stabiliti da Dio, ma stabiliti da noi uomini. Hanno messo in piedi dei reticolati, mentre noi abbiamo bisogno di mettere a disposizione dei tessuti di pace. Festa anche delle forze armate, però questa parola, permettete che dica, mi suona un po' male. Avrei bisogno di completare questo binomio, forze armate, con un altro sostantivo che specifica questa espressione. E io mi sento di dire: celebriamo la festa delle forze armate di pace, che difendono la pace, che portano la pace. Queste sono le vere forze. La vera forza non è quella che usa il violento per sopprimere il più debole. Questa è la legge della giungla. La vera forza è quella, lo sappiamo bene, del perdono. È facile lasciarci andare a scatti di ira e di violenza. È difficile saperci controllare e saper perdonare. E quindi oggi le nostre forze armate hanno questa valenza, grazie a Dio. E i nostri figli nascendo non hanno l'incubo, come ce l'avevo io avendo il papà morto in guerra, di dover anch'io andare in guerra, perché non c'era decennio, ventennio senza una guerra. Grazie a Dio sono vissuto senza mai avere la sfortuna di incontrare una guerra nel nostro paese, anche se ci sono espressioni varie di violenza. E poi è la festa dell'unità d'Italia. Queste sono le 3 valenze di questa ricorrenza. E personalmente, sulla scorta del Vangelo, mi sento di dire che più siamo uniti, più noi troviamo la forza. L'unione fa la forza. Un'unità che vuol dire non cancellazione delle caratteristiche culturali ed etniche di una popolazione, ma che significa solidarietà e fraternità. Il grande sogno di Martin Luther King era che un giorno tutti i popoli, bianchi, neri e gialli, potessero sedersi attorno a un'unica tavola.
Il mio povero sogno è quello che un giorno ci siano gli Stati Uniti, non solo d'Europa, ma di tutto il mondo, perché il mondo riuscirà ad essere veramente civile quando non ci saranno più bambini che muoiono di fame e altri che muoiono per sovralimentazione. E oggi ancora questa realtà è in fieri, non è una realtà concreta, realizzata, è ancora un sogno e questo deve essere il nostro sogno. Questa è la nostra forza, questa è la forza del Vangelo.